Siete pronti a partire per un viaggio? Siete pronti a navigare mari proibiti e approdare su coste barbariche insieme a Cesare Pavese e tanti altri scrittori e artisti? Allora venite con noi, vi portiamo al Pavese Festival. Assistere alla proiezione del docufilm Il mestiere di vivere nella cornice di Piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo ha sicuramente il suo perché. Io sono Francesca e in questo podcast vi racconterò com'è andata. Dopo una breve presentazione da parte della regista Giovanna Gagliardo, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro corale, il racconto della vita di Cesare Pavese è passato sullo schermo scandito in 8 parti, ovvero 8 mestieri. Quello di studente, di poeta, di scrittore, traduttore ed editore, a cui si aggiungono il mestiere impossibile, ovvero quello del partigiano, quello di rinascere con la fine della guerra e l'ultimo mestiere, quello che avvicina Pavese al mondo del cinema. Il film comincia dalla morte e poi racconta della vitalità della vita di Pavese, dice la regista, che ha voluto cogliere l'essenza di uno scrittore troppo spesso legato a quest'ultima scelta compiuta. Pavese non ti insegna mai nulla, ma ti dice sempre qualcosa che ti riguarda. E guardando questo film noi ascoltiamo dalla viva voce di chi l'ha conosciuto ciò che Pavese ha lasciato, ha detto o fatto, oltre che scritto. Tanti materiali d'archivio, ma anche tanti contributi di studiosi ed esperti ci accompagnano in questo viaggio tra i mestieri di Pavese. Alcune scene iniziali sono state girate proprio a Santo Stefano Belbo e così i suoi abitanti sono diventati attori. La sera della proiezione abbiamo incontrato uno di loro, un nostro compagno di scuola, Riccardo Mazzani, a cui vogliamo rivolgere alcune domande. Ciao Riccardo, tu hai frequentato le scuole medie a Santo Stefano e hai partecipato alle riprese di questo documentario. Vuoi raccontarci com'è andata? A settembre dell'anno scorso sono venute 3 signore da Roma e sono venute a scuola e ci hanno chiesto se volevamo partecipare alle riprese di questo documentario e allora le nostre professoresse ne hanno approfittato e ci hanno assegnato ciascuno un argomento legato a Cesare Pavese. Per esempio io avevo da raccontare la trama della Luna di Farò. E pochi giorni dopo siamo venuti qui alla fondazione e abbiamo cominciato le riprese al mattino partendo dall'esterno della biblioteca. Poi siamo entrati, siamo saliti sul museo a fare altre riprese e dopo pranzo ci siamo messi attorno a un tavolo e uno per volta abbiamo parlato ciascuno di un argomento diverso. Che impressione ti ha fatto vederti sullo schermo? Appena io e la mia famiglia abbiamo visto che al Pavese Festival sarebbe stato trasmesso il film che ho fatto con la mia classe, abbiamo preso i biglietti e il giorno in cui è stato trasmesso ero curioso. All'inizio ero semplicemente curioso perché non ci avevano mai fatto vedere le riprese che avevano fatto e quindi non sapevo come è avvenuto. E poi quando c'è stata la mia parte, la nostra parte, all'inizio del documentario, è stato bello pensare che tutta la piazza di Santo Stefano vedeva contemporaneamente i film in cui comparivamo anche noi, anche se in realtà avevamo fatto delle riprese più lunghe e quindi mi aspettavo che ci fosse una parte più lunga di noi, ma invece durante il montaggio probabilmente hanno preferito accorciare. Pensi che sia importante quello che hai fatto insieme ai tuoi compagni? Secondo me la nostra esperienza è stata piacevole perché mai mi sarei aspettato che 3 signore venissero da Roma per chiamare proprio la nostra classe per le riprese di un film e quindi la nostra classe si è anche un po' sentita un po' importante perché tra tutte le terze avevano scelto proprio la nostra e poi fin da subito è stato bello pensare al film e al futuro del film, a quanto sarebbe stato trasmesso magari anche un po' in giro per l'Italia
magari anche un giorno da adulto rivedrò questo film e mi ritornerà in mente la nostra esperienza con i miei compagni. Bene, ringraziamo Riccardo per questo suo contributo e vi invitiamo, se non l'avete ancora fatto, alla visione di questo docufilm, Il mestiere di vivere, ora disponibile su RaiPlay. Ciao a tutti!